Da questi 8 tavoli che abbiamo fatto nel territorio sono emerse tantissime proposte molto positive. Possiamo focalizzarci in due aree, che è quella della mobilità e dei servizi alla persona e alla tutela poi del territorio. Sono le linee guida conclusive che raccolgono il consenso dei componenti del GAL, l'organismo che ha chiamato a raccolta tutti gli attori sociali ed economici locali, pubblici e privati, per elaborare una strategia di sviluppo per il prossimo quadriennio e contrastare lo spopolamento della montagna vicentina. Per quel che riguarda la montagna, l'ovest della montagna vicentina, che va da Recoaro, Valdagno, eccetera, lì le cose rispetto all'altopiano sono un po' più, fra virgolette, difficili, proprio dal punto di vista anche orografico, no? Quindi lì è emersa ancora di più la necessità di dare servizi alle famiglie, a chi risiede, eccetera. Lì c'è anche un altro problema molto grosso che riguarda un po' poi tutte le zone marginali, è quello di recuperare e valorizzare le contrade. Necessario inoltre valorizzare ulteriormente il turismo attraverso la tutela del patrimonio culturale, agroalimentare e paesaggistico, ma non vanno persi di vista i servizi essenziali. Il turismo viene agevolato laddove siamo in grado di dare i servizi. Se non ci sono servizi arriva il turista, fra virgolette, non me ne vogliano, domenicale, che prende, va a fare la camminata e poi torna a casa la sera. Ecco, noi vogliamo mirare invece un turismo che possa rimanere almeno per periodi in quei territori, quindi hanno bisogno anche loro dei servizi.